A 27, Galleria Cave, l'impatto dell'auto con lo scooter è devastante. Il conducente era al telefono, non c'è cenno di frenata, come non si accendono nemmeno gli stop di quest'auto finita contro il muro, ed anche in questo caso il guidatore stava chattando. È l'uso dello smartphone, la vera nuova emergenza sulle strade. Il fenomeno è completamente dilagante in questo momento, c'è un vero e proprio allarme incidentale per quanto riguarda la distrazione da smartphone e su questo dobbiamo intervenire in maniera decisa e al più presto. E se il nuovo codice della strada, che dovrebbe arrivare in aula a Montecitorio il mese prossimo, prevede un inasprimento delle sanzioni per chi usa lo smartphone alla guida, accogliendo le richieste anche proprio della polizia stradale, la legge sull'omicidio stradale, entrata in vigore a marzo del 2016, non solo non produce i risultati sperati, ma sta creando più problemi di quelli che voleva risolvere. Le parole sono del procuratore Dalla Costa al convegno sulla sicurezza stradale a Palazzo dei 300 a Treviso, dall'incostituzionalità della parte relativa alle sanzioni accessorie ai reati perseguibili a querela di parte. Sono rimasti fuori quelli di lesioni stradali al periodo tra la vecchia e la nuova legge. Tutta una serie di problematiche che il legislatore, come sempre più spesso accade, non tiene in considerazione, perché non tiene in considerazione quale sarà l'impatto della nuova normativa sulla vecchia, non si pone problemi di compatibilità delle normative, quelle nuove con le vecchie, e tutto questo crea momenti di tensione nelle aule giudiziarie. Davanti agli studenti di 3 istituti trevigiani, con video e toccanti testimonianze, si è parlato di sicurezza stradale e di prevenzione. Molto fanno le forze dell'ordine con i controlli, ma non basta. È chiaro che più risorse si hanno, più si investe in sicurezza anche da questo punto di vista, però torno a dire molto è legato anche al discorso dell'educazione. Io credo che in questa materia la repressione sì è importante, come in tutti i casi, però lascia sempre l'amaro in bocca. Veramente qui si tratta di fare prevenzione, di evitare che queste cose succedano, perché veramente a volte basta poco.